voglio sentire le vostre voci. Pronti? Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì e correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito tuo, percorrerò con te questa vita e poi mi accoglierai tra le braccia del tuo amore. A te, mio Dio, affido me stesso con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e sono tua per sempre. Benvenuti allo studio del venerdì, che ci vede coinvolti nell'analisi della lettera di Paolo ai Colossesi. Salutiamo la lettera di Paolo ai Romani e ci avviamo alla meditazione, riflessione e studio della lettera di Paolo ai Colossesi. Sarà una lettera ricca di indicazioni riguardanti l'evangelizzazione, la fondazione di chiese, la preghiera ed infine una foto di gruppo nei saluti, tutti al servizio del Signore, collaboratori dell'Apostolo Paolo, una sfida alla crescita nella fede dei credenti di quel tempo e quindi anche indicazioni per noi. È una lettera che riconosce il valore di ciascuno, non solo come individui, quanto come santi e fedeli fratelli in Cristo. Leggiamo questo versetto e poi preghiamo insieme. Paolo, versetto 1 del capitolo 1, Paolo apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Timoteo ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre. Preghiamo. Signore nostro Padre, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo, Signore, per il dono del Signore Gesù, il dono all'umanità, il dono alle nostre vite, per le nostre vite. Vite trasformate e cambiate e, come dirà Paolo, resi fedeli e santi per l'opera compiuta in ciascuno di noi. Signore, questa sera noi apriamo un nuovo lavoro di studio, di riflessione, di applicazione per le nostre vite. Benedici questo percorso, questo nuovo cammino. Proprio un uomo che era in prigione a Roma saprà scrivere delle indicazioni, saprà offrire direttive, Signore, per la vita dei credenti di quel tempo, come anche per le nostre. Ti benediciamo
nel nome del Signore Gesù. Amen. Se potessimo andare virtualmente a Colosse, ho provato a fare una ricerca, ormai ci sono solo poche pietre e una piccola altura, quindi non c'è molto da vedere oggi. Ma se potessimo andare virtualmente a Colosse, prima che questa lettera fosse stata scritta dall'Apostolo Paolo, circa il 51-53 d.C., possiamo dire che in quella città viveva un noto uomo d'affari di nome Filemone, che per gli interessi del suo lavoro lo portavano a viaggiare in varie città limitrofe, Efeso, Laodicea, la Ierapoli, e proprio ad Efeso, in quella città, avrebbe conosciuto un ebreo di nome Paolo che raccoglieva folle in una sala della città, discutendo su un personaggio di nome Gesù, il quale egli affermava che fosse stato il Messia promesso, Signore giudice di tutte le persone. Non solo venne sorpreso da quello che Paolo affermava circa il Messia, ma anche per quello che faceva, guarendo persone da malattie. Gli spiriti maligni abbandonavano le persone, insomma faceva cose che erano state viste e osservate da Gesù. Andiamo nel libro degli Atti e vediamo un po' questo momento particolare ad Efeso. Atti 19, versetto 8. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Questo durò 2 anni. Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Un secondo personaggio che ha animato la città di Colosse nella proclamazione del Vangelo fu un certo Epafra, o Eprafa, anch'egli cittadino di quella città, che ebbe un'esperienza simile a quella di Filemone. Il bello è che entrambi credettero e portarono a Colosse l'Evangelo di Cristo. Sarà chiamata la parola della verità, raccontata da Paolo in altre città. Colossesi capitolo 1, versetti da 3 a 8. Ecco come si apre questa lettera. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Sono definiti santi e fedeli nell'intestazione della lettera. Non è una definizione inappropriata, perché hanno una fede che gli altri notano anche nel modo in cui esprimevano le loro relazioni. Avevano un amore per tutti i santi. 2 uomini hanno cambiato le sorti di quella città, portando benedizioni in quella città, rendendo visibile ciò che avevano creduto. Di conseguenza, i credenti di Colosse iniziarono a riunirsi nella casa di Filemone. Non solo un uomo d'affari, ma anche un credente zelante che ha saputo raccogliere gli elementi essenziali della fede e trasmetterli a coloro che si riunivano nella sua casa, ascoltando proprio quella parola della verità. Si ascolta, si crede,
si condivide la buona notizia, le case diventano un luogo proficuo che avrebbe favorito i primi culti, incontri di studio biblico, di preghiera, raccogliere le offerte da destinare a progetti missionari. Filemone quindi, primo personaggio, Epafra, secondo personaggio, entrambi abitanti a Colosse. Il terzo personaggio che vorrei presentarvi questa sera è un certo Onesimo. Onesimo è il terzo personaggio, membro della casa di Filemone ed è uno schiavo. Onesimo significa utile e soprattutto non era d'accordo per quello che si diceva in quella casa dal momento in cui Filemone aveva conosciuto Paolo ad Efeso. Forse quei culti in casa a lui non erano molto graditi. Ricordo che in quella circostanza ogni membro della famiglia, schiavi e liberi, erano sottoposti al padrone di casa e non c'erano altre possibilità. Evidentemente questo a lui non piaceva e così decise di scappare da quella casa, scappare dal suo padrone, che nella circostanza storica significava esporsi ad una dura condanna, compresa la sua vita stessa. Forse anche derubandolo, fuggendo da Colosse, fuggire dal suo padrone. Chi avrebbe incontrato sulla sua strada e in un'altra città? Proprio Paolo. Si conobbero a Roma, dove l'apostolo era agli arresti domiciliari. Quindi Efeso è stato il luogo di incontro di Filemone ed Epafra con l'apostolo Paolo. Da lì passarono degli anni e a Roma Onesimo incontrò Paolo. Siamo arrivati al 60-61 d.C. Onesimo scappava dal suo padrone a causa di ciò che ascoltava nella sua casa. Ora Onesimo è tra quelle persone che avrebbero visitato Paolo agli arresti a Roma e ciò che avvenne è che si convertì a Cristo. Vorrei anche dire stasera, da chi stai sfuggendo? Siamo in un tempo storico dove siamo sollecitati da tante informazioni. Quali però accogliere? Fuggire o aprirsi ad un incontro per confrontare le idee? Atti 28, 30. E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Lo scopo di questo studio è accogliere coloro che stanno sfuggendo, forse da Dio, forse incapaci di risolvere un problema, forse una situazione familiare. Onesimo avrebbe avuto la grande occasione della sua vita rientrare in una relazione dalla quale stava fuggendo e per favorire questo incontro l'Apostolo Paolo scrisse una lettera al suo padrone affinché fosse riaccolto. Parlare di Gesù in queste sessioni, parlare di Gesù in questi incontri non significa solo conoscere o acquisire delle informazioni, quanto trasformare la nostra vita affinché ci sia pace e gioia. Si può fuggire, ci si può nascondere per un tempo, ma prima o poi bisogna confrontarsi con le conseguenze delle nostre scelte e il Vangelo sfida ciascuno di noi a nominare il nostro peccato, ci spinge a prendere coscienza delle nostre scelte, ma non ci lascia senza una speranza che con gli incontri con l'Apostolo Onesimo trovò. Possiamo anche comprendere come l'arresto di Paolo a Roma abbia prodotto così tanti frutti per l'opera del Signore, anche quando riteniamo che i nostri piani vadano in modo diverso da come li abbiamo pensati o immaginati, troviamo invece che vanno nella direzione di come Dio vuole e servono i suoi scopi.
Ritornando ad Epafra, ebbe l'occasione sia di incontrare Paolo a Roma, che era agli arresti domiciliari, sia documentare sullo sviluppo e la crescita della Chiesa a Colosse, che si radunava a casa di Filemone. È come dire, porto notizie, porto anche i problemi di quella comunità. Era quindi necessario fare due cose, possiamo immaginarle. Immaginate che Epafra abbia raccontato e documentato cosa accadeva a Colosse, l'Apostolo sta agli arresti domiciliari, immagino che era necessario fare due cose. La prima era quella di rinforzare la fede di quei credenti. Un conto è fornire i primi insegnamenti, che sono stati comunque garantiti da Epafra e Filemone, altro è favorire un'ossatura spirituale che consente e che assicura le persone nella crescita nella loro vita. I credenti non possono rimanere bambini nella fede, isolarsi, scegliere di rimanere nelle proprie case, sarebbero continuamente sballottati, non solo da ogni vento di dottrina, ma anche esposti in scelte poco oculate nella loro quotidianità. Piuttosto nutrirsi della parola, crescere nella Chiesa, radunarsi nella Chiesa, ascoltare e aprirsi al confronto. Il Signore ha pensato opportuno che i Suoi figli si mettessero in rete, usando un termine moderno, affinché fossero connessi gli uni gli altri. La seconda problematica era quella di favorire un riaccoglimento di Onesimo nella casa del suo padrone, di nome Filemone, senza che ci fossero delle conseguenze sulla sua vita, proprio perché si era convertito e soprattutto aveva servito Paolo per lo sviluppo e il progresso del Vangelo. Questo secondo aspetto è chiarito in una forma più esaustiva in una lettera specifica che è inserita nel canone biblico ed è la lettera di Paolo a Filemone. Onesimo significa utile. Ora trova un senso e un significato al suo nome. Essere utile al suo padrone, sarà uno schiavo libero in Cristo, sarà utile al progresso del Vangelo, insomma non ha più bisogno di fuggire da Dio e dal suo padrone. Quindi la nostra sfida nell'analisi di Colossesi sarà quella di tenere in considerazione anche altre come Filemone ed Efesini, che è molto simile. Perché tutte scritte dall'Apostolo in un breve spazio temporale, fatte recapitare contemporaneamente, potendo immaginare che a Colosse fu recapitata anche quella indirizzata a Filemone. Sia Epafra, sia Onesimo, pur non conoscendo tutti i dettagli, andarono a Roma e incontrarono l'Apostolo e nella circostanza ci fu un tempo di condivisione che permise all'Apostolo di conoscere la fede dei Colossesi, come anche offrire ulteriori indicazioni che avrebbero aiutato il loro cammino cristiano. Quali sono le motivazioni dell'Apostolo che lo hanno spinto a scrivere la lettera ai Colossesi? Si scrive perché si ama. Si scrive perché si vuole favorire il bene. Uno degli effetti del Vangelo è che ci spinge fuori da noi stessi per dire e fare qualcosa che favorisca il prossimo. Egli scrive per riaffermare la verità e insegnare ai Colossesi come gestire il falso insegnamento culturale e proveniente da altri credi religiosi che in qualche modo influenzavano il loro cammino. Piuttosto poter dire: andate avanti così, tenete viva la vostra fede, come nel giorno in cui avete creduto. Colossesi 2, versetti 6 e 7. Così dunque avete ricevuto Cristo Gesù, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati e edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento. Se Cristo è ricevuto nel cuore, allora si cammina e soprattutto cambiano non solo i comportamenti, ma si sperimenta la gioia di questo nuovo cammino. Non c'erano dei pericoli particolari.
A volte l'Apostolo li ha segnalati in altre lettere, quanto invece li esorta ad un monitoraggio, ad un'analisi. Direi li avverte sui pericoli che avrebbero potuto incontrare, come se volesse collocare dei cartelli indicatori sulla loro strada, nello stesso modo come questi ci aiutano quando siamo alla guida di un'auto. Quali contenuti troveremo nella lettera? Troveremo indicazioni che andranno in due direzioni. La prima è quella di discutere con i suoi oppositori. Paolo ha questa capacità persuasiva ed efficace. La seconda è quella di correggere il gregge per non soccombere nei falsi insegnamenti che andavano di moda in una città come Colosse. Una domanda: come gestiamo tutto quello che ascoltiamo? Pensate che non abbiamo bisogno di correzioni nel cammino della vita cristiana? Siamo invece fortemente influenzati da ciò che ci circonda e soprattutto partendo da ciò che eravamo senza Cristo, estranei, dirà Paolo, e nemici a Dio stesso, così Paolo definisce la vita senza Cristo, si vive invece per proteggere gli effetti di una riconciliazione garantita dalla supremazia di Cristo. Laddove si pensava ci fosse una sconfitta, mi riferisco alla croce, ci sono invece gli effetti di una riconquista. Si fugge come ha fatto Onesimo, ma proprio lì, alla croce, ritrova se stesso nella comprensione del perdono di Dio per essere riaccolto anche dal suo padrone Filemone. La salvezza porta benedizioni in ogni sfera della nostra vita. Non vorresti, direi, assaporarla? La fede viene dall'udire la parola di Dio. Si crede perché lo Spirito Santo convince della bontà del messaggio. L'opera di Cristo diventa lo strumento e la via per essere riconciliati al Padre. L'epistola è indirizzata ai santi e fedeli della Chiesa di Colosse, un bel punto di partenza, ma è anche uno status che a loro non apparteneva prima della conversione. Di seguito il testo che afferma la scelta e il cambiamento avvenuto. Capitolo 1, versetti da 21 a 23. Anche voi, sì, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Estranei, nemici, ora riconciliati per mezzo di Cristo, per farvi comparire davanti a Dio santi, senza difetto e irreprensibile. Quali punti principali tratteremo? Tratteremo in primis la supremazia di Cristo e il capitolo 1 sarà integrato da un inno nei cui contenuti l'Apostolo collega la centralità di Cristo sia nella creazione che nella nuova creazione, quella nuova creazione avvenuta alla croce. Colossesi 1, 19 e 20. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Quel giorno alla croce è successa una vera rivoluzione, è accaduto qualcosa di straordinario, perfino il sole che si oscura, il terremoto, c'è un forte momento, se vogliamo dire, che ha a che fare non solo con l'umanità, ma con tutta la creazione stessa. È proprio perché Cristo ha una relazione con il Padre. Infatti tutte le cose sono state riconciliate per mezzo di Lui, attraverso il suo sacrificio. Significa che in Cristo abbiamo tutte
Questo è quello che ci riguarda. In Cristo abbiamo tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per vivere e crescere, anche prosperare in un mondo dominato da potenze ostili. Il falso insegnamento non voleva contestare l'insegnamento tradizionale di Cristo, quanto mettere in dubbio l'inadeguatezza di Cristo a soddisfare i loro bisogni. La strategia del dubbio è avvenuta già in un giardino, ce la ricordiamo, è vero? Non si devono dire le cose in modo drastico, bisogna generare il dubbio. E poi dal dubbio c'è una digressione, possiamo dire, delle convinzioni. E la stessa cosa era in una cultura come quella di Colosse, ricca di divinità, e quindi Cristo non era più la pienezza, l'essenza, non aveva più la supremazia nella Chiesa, ma poi ci potevano essere tante altre cose che potevano essere utili per credere o per essere più sicuri. Allora, se stai cercando Dio, vuoi conoscerlo, allora sappi che Cristo lo rivela. Lui conosce i tuoi bisogni e li nutre. Egli, ovvero Gesù, è l'immagine del Dio invisibile. Quella immagine è venuta a noi mediante la sua incarnazione. E cosa ha prodotto nella nostra vita? Dobbiamo leggere il Vangelo di Giovanni per capire che cosa ha fatto Gesù nel momento in cui è venuto in mezzo a noi. Giovanni 1, versetti 11 a 13. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ciò che Cristo ha compiuto alla croce non ha bisogno di ulteriori indicazioni per indirizzare uomini e donne a credere. L'Apostolo parla del primato di Cristo, eccolo, e parlando a loro e a noi potrebbe dire: non avete bisogno di altro. E a Colosse evidentemente c'era questa necessità di pensare ad altro, di integrare il sincretismo religioso. Siamo nell'era del tutto e del niente, continuamente informati e disinformati. Esse creano e realizzano un vuoto esistenziale, anche una forma di alienazione e indifferenza. Ascoltare tutti, credere a tutto, negare tutto, per costruire una nostra idea sulla trascendenza, rinunciando al primato di Cristo. Il Vangelo, col suo messaggio di grazia, afferma Paolo, trasforma chi lo ascolta e lo pone in una nuova condizione, quello di accoglierlo nella propria vita. Andiamo a leggere quella famosa lettera molto simile, parallela a Colossesi. Efesini, capitolo 1. Cosa dirà Paolo? In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Che cos'è la conoscenza? Oggi, con tutta l'informazione che abbiamo, dovremmo essere saturi di conoscenza. Questa conoscenza non è mera informazione, ma accettazione di un dono. Conoscere la sua volontà salvifica era un mistero. Paolo parlerà di un mistero. Era un mistero finché non è stato rivelato in Cristo e diventa per noi anche uno stile di vita. Siamo attratti dai misteri? Perché non scoprire anche questo? La sua volontà a farsi conoscere anche nella tua vita. Il secondo capitolo, ne sono 4, quindi sto volando veramente a modo molto alto. Il secondo capitolo sarà caratterizzato da un termine che si ripeterà più volte. Parlo del termine pienezza. Essa è riferita a Cristo, come anche alla vita in Cristo.
ovvero è qualcosa che non solo si osserva e si conosce nella vita di Cristo, ma è anche realizzabile nella nostra. Non vorresti essere nella pienezza anche tu questa sera? O vivere nella precarietà? Capitolo 2, versetti da 8 a 10. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. La vita senza Dio, o la vita nelle bestemmie contro Dio, quelle che sentiamo ogni giorno, è una vita incompleta, perché manca qualcosa, anzi manca qualcuno, perché si è totalmente privi della pienezza di una relazione, quella con Dio. Si agisce con altri parametri, si pensa e si ragiona senza conoscere quella pienezza. Al momento della salvezza, chi crede diventa partecipe della natura divina e viene reso completo, moralmente completi, mentalmente completi. Si sperimenta una salvezza che è completa. Essa non ha limiti. Non bisogna aggiungere nulla da parte per completarla. Piuttosto agire in virtù di una riconoscenza. Si sperimenta il perdono totale e completo. Nella circostanza si parlerà di una condizione di morte spirituale, come anche il miracolo della vita, a seguito di quella morte. Una resurrezione, per assaporare una completa vittoria in Cristo e non senza Cristo. Colossesi 2, capitolo 2, versetto 15, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. La vittoria di Cristo è anche tua. Il suo trionfo è anche tuo. Non sei più nemico, ma amico. Non alzerai più a Dio la bestemmia, ma lo adorerai. Al capitolo 3 possiamo osservare le caratteristiche di una vita nuova in Cristo. Abbiamo parlato di pienezza al capitolo precedente. Possiamo aggiungere la parola libertà. Libertà di camminare e di agire in un modo nuovo e rinnovato, che si lascia osservare e offre spunti di riflessione al nostro prossimo. Capitolo 3, versetti 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, vedete l'aspetto dalla morte alla vita? Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Cercare e aspirare le cose di lassù. Siamo pienamente coinvolti in una vita attiva che nell'impegno quotidiano ci stimola al bene e all'azione. Il cercare presuppone uno sforzo che va ricercato dentro noi stessi, fare uno sforzo in vista delle cose che veramente nutrono, riempiono, riformano, riorientano le nostre vite. Un aspetto che vorrei osservare nel capitolo 3 è come Dio trasforma le nostre insoddisfazioni, lamentele, nel momento in cui comprendiamo il senso della vita stessa. Versetto 17. Qualunque cosa facciate, guardate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Dio ha il potere di unificare ciò che è diviso e separato. Dio ha il potere di trasformare
quelle insoddisfazioni per offrirci occasione di ringraziamento. Dal caos all'armonia, la possibilità di vivere in ubbidienza fa scaturire profonda riconoscenza. Il cuore non è più dominato da una costante angoscia, ma dal ringraziamento. La quotidianità ha un altro sapore. Il tempo scorre raggiungendo delle mete. Ci si appassiona al mondo di Dio e non solo, si fa bene anche in casa. Capitolo 3, versetti 18 e 21 a 21. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. E qui dobbiamo andare indietro nel tempo per capire questi versetti. Come funzionava una famiglia romana? L'Apostolo aveva davanti a sé quel modello. Certamente non era il modello che oggi vediamo nella famiglia, ma aveva quello lì, quel modello lì. Funzionava che c'era un padrone, si chiamava il pater familias, che era il capo assoluto, una vera rivoluzione, se il capo non è più lui, ma il Signore. Non ha più il potere di far vivere o morire sui figli, sulla moglie, sugli schiavi. Essi non vivono più in stanze separate, non vivono nella sudditanza, non vivono senza diritti, ma tutti si relazionano a Dio, al Dio della vita, e si relazionano tra di loro. Si rientra in un giardino. C'è autorità, quella del marito. La sottomissione si trasforma in un ascolto reciproco. Tutti possono abitare le stanze della casa. La diversità di genere, uomini e donne, ora sono riportate nelle dinamiche relazionali viste in un giardino. La diversità è riconosciuta, apprezzata, è impiegata per il bene comune. C'è un'eguaglianza, non c'è chi sta sopra e chi sta sotto, non c'è chi pratica il salotto da chi sta in cucina. Il capitolo 4 ci accompagna alle conclusioni della lettera. Conosceremo chi l'avrebbe letta, i cristiani che erano in Colosse. Parliamo di Tichico. E con lui c'era anche Onesimo, proprio quello schiavo che doveva essere riaccolto nella casa di Filemone senza sperimentare un duro giudizio dal suo pater familias, che nella circostanza era anche convertito a Cristo. Stiamo parlando di Filemone. Rientrava come schiavo, ma schiavo libero in Cristo. Avrebbe svolto il suo lavoro con precisione, meglio di prima, ma poteva anche vivere all'interno di una famiglia con altri principi. Anche per lui tutte le stanze della casa non sono più, precluse? È giusto il termine? Cioè, poteva andare dappertutto. Uno schiavo poteva andare dappertutto. Infine può ascoltare e comprendere quel messaggio biblico, forse tanto noioso prima che si convertisse, ma ora lo può vivere in una relazione tra il padrone, tra la moglie, tra i figli, lo schiavo. Ecco qua il culto in casa. Capite che rivoluzione? Che rivoluzione culturale. Colossesi capitolo 4, versetti da 7 a 9. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri, pensate. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Se posso usare una illustrazione,
Tutto quello che abbiamo narrato riempie con i suoi contenuti e colori una tela pittorica che ha bisogno di una cornice. La funzione di una cornice è quella di delimitare e chiudere l'opera affinché nel momento in cui viene esposta la parete si possa distinguere il suo spazio da quello circostante. Bene, la cornice che definisce meglio questa lettera è caratterizzata dal ruolo della preghiera che dovrebbe fare da cornice alla nostra vita. Capitolo 4, versetti da 2 a 4. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo. Vedete questa parola mistero che si ripete più volte nella lettera? Questo mistero. Ma questo mistero stasera è svelato. Stiamo svelando questo mistero. Il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere, parlandone, guardate la correttezza, come devo. Noi non solo dobbiamo predicare il Vangelo, ma lo dobbiamo far bene. C'è, come dire, il messaggio deve essere molto preciso. Come devo. Uno dei doni che Dio ci ha fatto nella creazione è la capacità di comunicare, esprimere le nostre parole, farle vibrare, possiamo dire. Nella circostanza, le parole, quelle nostre, sono rivolte a Dio nella lode, intercessione, come anche nella confessione. Si confessa a Dio ciò che si chiama peccato, ed in questa disciplina, quella della preghiera, bisogna perseverare. L'Apostolo fornisce anche un altro aspetto della preghiera, nel momento in cui le nostre parole sono interessate affinché ci sia l'annuncio del Vangelo. Si prega per questo annuncio, perché ci siano delle porte. Paolo parlerà di porte quando c'è una guardia fuori, perché le porte si possono aprire dei cuori che possono accogliere questo annuncio. L'Apostolo chiede che preghino per lui affinché le sue parole siano espresse nel modo dovuto. Dirà infatti, parlandone come devo. Noi preghiamo affinché la predicazione del Vangelo sia sempre seguita con efficacia. Come dire, parlare come Dio vuole. Le ultime righe di questa lettera apostolica sono dedicate a degli amici. Questo è un particolare che Vittorio ha segnalato proprio al capitolo 16 di Romani. Gli amici. Chi sono gli amici? È come se l'Apostolo scatti una foto di gruppo. Sapete come si fa col telefonino? Si fa così, l'Apostolo fa così e prende tutti i suoi amici. Fa uno scatto così. Quelli che lo avevano supportato nell'opera, nelle sue fatiche. Una foto di gruppo in forma scritta da inviare a Colosse. Sono persone speciali, indispensabili per il suo ministero. Ognuno di noi dipende dall'altro. Ecco chi sono gli amici. Dipendiamo l'uno dall'altro. Fai conto dell'altro, spera nell'altro. Tutto quello che manca in questa riflessione lo amplieremo in ogni sessione del venerdì, partendo dai saluti iniziali per arrivare alla foto di gruppo. Ora, quello che ci siamo proposti proprio questa sera, dopo l'introduzione, è quella di leggere tutti insieme, in questo luogo, tutti e 4 i capitoli. Così questa sera ci facciamo una bella carrellata di 4 capitoli e ci rimarrà ancora qualcosa in più, che poi saranno oggetto di riflessione, meditazione, per raccogliere qualche elemento in più che arricchisca la serata e ci consenta di sentire il bisogno, questo è il senso e lo scopo, di nutrirci della vita comunitaria e della parola di Dio.
Vi aspettiamo a venerdì prossimo. Buona